Beh, diciamo che alcuni alberi in particolare sono veramente straordinari e significativi. E ho citato prima il cipresso della Rocca Bernarda, appunto, che sono documentati i suoi 500 anni, e prima abbiamo visto un paio di foto di questo cipresso che ha una dimensione veramente colossale. Quello che stiamo vedendo adesso è l'acero della Piana di Fusine. Secondo me è l'albero in assoluto più bello della nostra regione, assolutamente, ha una forma proprio, siccome cresce in un prato libero, si è sviluppato proprio in tutta la sua bellezza e ha un'armonia generale, trovo assolutamente ineguagliabile. Citerei sicuramente l'arice di Malga Campo che stiamo vedendo adesso, è una malga solitaria nella conca dei laghi, cioè la zona di Sauris. È un luogo veramente straordinario. Il tiglio di Napoleone che stiamo vedendo adesso sulla piana di Rutte, sempre a Tarvisio, è un albero colossale. Ecco, questo è il cipresso di Rocca Bernarda che citavo prima. Poi direi sicuramente la farnia di Sterpo, in pianura ci sono alcune querce veramente. Ecco, questo è il cipresso. Quasi sì, sembra osseo. Sembra osseo, sì, in effetti proprio ha questa caratteristica. Il tasso, questo è il tasso della Val Medol, esatto, Val Medol, su Imprescudin, anche questo siamo sui 500 anni, ha un apparato radicale che è qualcosa di... Con questo ho avuto il piacere di andare a visitare, l'abbiamo fatto vedere ai nostri telespettatori l'anno scorso, quando siamo andati proprio con la stazione forestale, con i colleghi di Barcis. Sì. L'abete rosso di Cave del Predil, lo stiamo vedendo adesso, e poi citerei anche la grande quercia che c'è giù in pianura vicino a Varmo. Abbiamo questo esemplare, è la seconda quercia più grande d'Italia. Direi anche il faggio che c'è al castello di Brazzà a Moruzzo ha delle dimensioni veramente colossali. Vediamo che insomma abbiamo una serie di personaggi, tra virgolette, veramente straordinari. Continui ancora a trovare alberi interessanti o le segnalazioni si diradano? No, in realtà una volta che abbiamo pubblicato il nostro lavoro abbiamo raccolto delle segnalazioni, ecco, questo è l'arice di Malga Lussari. Dopo aver pubblicato il nostro lavoro abbiamo ricevuto segnalazioni da persone che frequentano la montagna e che ci hanno segnalato cose che non erano conosciute. Poi così con la passione, a me piace molto girare in montagna al di fuori dei sentieri battuti, andando diciamo proprio in quelle zone di alta quota dove in genere so così per esperienza si possono osservare degli esemplari dimenticati, tra virgolette, per fortuna. E anche quest'anno, diciamo, per esempio, ho scoperto dei larici di dimensioni veramente notevoli in zone dove chiaramente passano poche persone, perché bisogna andare specificamente a studiare questi costoni e si trovano degli esemplari notevolissimi. Chiaramente, quindi, a parte le piante che hai citato che sono facilmente raggiungibili, le altre sono poste in luoghi remoti, sì, decisamente. Ci sono, per esempio, non raggiungibili da sentieri comunque. Sì, esatto. C'è, per esempio, cito solo così un esemplare che c'è nel Tarvisiano, su un costone, diciamo, al di sotto di alcune cime notevoli delle Giulie, dove c'è un abete rosso che ha più di 40 metri di altezza, sembra una pianta, sembra quasi una sequoia californiana. Per fortuna, diciamo, è al di fuori, diciamo, di tutti gli itinerari battuti, è un costone irraggiungibile se non per sentieri impervi, per cui si autodifende. Ben protetto. Sì.